Ehi, ehi! Ci staresti se ti prendo su adesso, andiamo insieme? Troppo presto? Allora. Eh? No, basta che mi vesto, sono pronto. Vestiti! Ok. Arrivo! Ciao. Ho preso su The Boys. Adesso facciamo un cambio di bici e via in direzione Grado. Non solo cambio bici, ma ci sta anche un cambio di outfit. Sbam! Ci voleva un outfit adatto per la bici. Turbo Creo SL Expert, diciamo praticamente la gravel top di gamma di Specialized. Ha tutto senza mezze misure, delle ruote top, reggiseno telescopico in carbonio, ha una batteria con una grande autonomia che funziona in questo modo qua. Ci sono tre tipologie di intervento della pedalata assistita: Eco, Trail e Turbo. Eco ti dà un piccolo aiuto durante la pedalata, Trail l'aiuto è un po' più importante, Turbo spingi e la bici ti aiuta tanto, veramente tanto. Non è il percorso migliore per provare la Turbo Creo, ma prendiamo la ciclovia Alpe Adria, direzione Grado. Da qui località Alberoni, destra. Una bici da ghiaia voleva un outfit d'avventura un po' flashy. Diciamo che la bici spinge comunque fino a 25 km/h, quindi la bici è da provare in salita. Questo non è il percorso più adatto perché è praticamente tutto in piano, però intanto faccio questo giro qua e dopo troverò un bel percorso gravel con delle salite e qualcosa di un po' più probante per la bici. Da qui io prendo sempre la deviazione qua sotto al ponte, così da uscire giusto nel giusto senso di marcia. Qua il trail si sente. Libero. Sì, sì. Questo è uno dei pochi pezzi in comune con le macchine sulla strada vera e propria, perché ovviamente per passare l'Isonzo bisogna passare sul ponte. Adesso, finito il ponte, subito a sinistra si ritorna sulla ciclovia. Qui per esempio con un filino di gas la bici interviene
ed è in modalità eco, e sto andando adesso a 25.3. Mi fa guadagnare, diciamo a occhio, un paio di chilometri orari, qualcosa del genere, però alleggerisce la pedalata di quel tanto che ti serve, a mio avviso, per arrivare un po' più lontano o per raggiungere un posto bello in cui pedalare che non riusciresti a raggiungere con una bici muscolare. L'idea secondo me non è andare più forte, perché più forte non vai. Ai 25 km/h la bici non interviene più, ma arrivare con più autonomia, in modo più economico, lontano, fare un bel giro e avere anche il margine per tornare a casa, sempre con la pedalata assistita. Non so se si sente il motorino elettrico, questo ronzio di fondo, è lui. Ciao, buongiorno. Comunque, siamo arrivati qui, vicino al ponte dell'Isonzato, quindi abbiamo passato l'Isonzo, adesso arriviamo all'Isonzato e facciamo la stessa cosa di prima. Andiamo un pezzetto sul ponte lungo la strada, a dire la verità c'è proprio un pezzo di ciclabile dedicato, staccato dalla strada, e poi ritorniamo giù di là. Sì. Vuoi andare qua? Andiamo via dritti. Ah, andiamo giù. Andiamo tanto, Ma buon. Vieni, 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 vieni. Qui ciclabile e già cominciamo a costeggiare la laguna. Se posso, diciamo un po' trasandata, tutto il bordo distrutto, l'asfalto tutto avvallonato, un peccato, considerato che comunque c'è gente che ci pedala, che ci viene, anche stranieri, nonostante sia in queste condizioni qua. Magari un po' di manutenzione, momento polemico. Finito questo pezzo di ciclabile si va a destra, si torna sull'asfalto, su strada in comune con le macchine, quindi giù di qua via Averto. Qui si passa su un ponte di legno, questo è ciclabile, e si torna a direzione strada vera, stradone di grado. Per ora la Turbo Creo tanta roba. Se vai, diciamo, intorno ai 25 all'ora
giusto dentro la soglia di intervento del motore, allora vai proprio sciolto. La bici interviene giusto, tu pedali perché devi sempre pedalare, però ti allunga l'autonomia, dai, diciamo. Qui si arriva nei pressi del ponte prima del campeggio Primero e ci si ricongiunge poi con la ciclabile, quella su asfalto, diciamo quella famosa che porta fino a Grado. Da qui in poi fine del percorso gravel, però c'è questo strappetto su cui proviamo il motore in modalità trail. In pratica ti spiana le salite. Guarda e si mette la freccia. Arrivati a Grado ci sono due possibilità: o la ciclabile di qua lungo il mare, o la ciclabile dall'altra parte lungo il porto, indifferente. Io oggi vengo al mare qua, quindi ho preferito questa. Arrivato a Grado ho fatto un altro cambio di bici in direzione mare. Guadagnato. Bel giro con la Turbo Creo, adesso valuto se tornare anche a casa con lei. Vediamo dopo, in base a come va la giornata al mare. Intanto chiudo qua. Ciao!